Parte la campagna di vaccinazione per gli over 80 che in Calabria sono 130.000, la competenza è dei medici di base, calendario inviato alle aziende ospedaliere e sanitarie. Nei municipi si lavora per attrezzare al meglio le strutture che ospiteranno le operazioni di vaccinazione. La denuncia del segretario provinciale dell'Ordine degli Infermieri Sposato, mancano i guanti, come facciamo a lavorare nei reparti? Dopo l'inchiesta che ha coinvolto la storica struttura strategico-turistica della cittadina di Bagnara, i cittadini si chiedono quale futuro l'attende? Dopo il derby, Cosenza e Reggina sono attesi da 2 gare molto impegnative. Il Cosenza farà visita a Lecce e la Reggina al Pordenone. Entrambe le squadre calabresi scenderanno in campo domani, i silani alle 21. Buonasera dalla redazione del TG10, in apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della regione. Tornano a salire i contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore registrati 218 nuovi positivi su 2.439 tamponi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 79, Catanzaro 11, Crotone 15, Vibo Valentia 45, Reggio Calabria 68. Calano di 10 unità i ricoverati nei reparti di area medica, oggi sono 163 e si confermano stabili quelli in terapia intensiva dove sono 15 pazienti. Oggi si registrano altri 2 decessi che portano a 665 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia. Intanto parte la campagna di vaccinazione per gli over 80 che in Calabria sono circa 130.000, la competenza è dei medici di base, il calendario è stato inviato alle aziende ospedaliere e sanitarie. Finalmente c'è un calendario per le vaccinazioni con quasi tutte le date riguardanti le diverse categorie che avranno accesso al vaccino nella seconda fase della campagna. La fonte è ancora una volta la pagina Facebook del presidente Nino Spirlì, ma le stesse indicazioni sono state inviate dal delegato alla gestione dell'emergenza Antonio Belcastro al commissario Longo e ai manager delle aziende sanitarie ospedaliere. Intanto bisognerà concludere la prima fase, quella riguardante operatori sanitari e ospiti dell'RSA, e il termine ultimo è stato fissato dal 28 febbraio, ma nel frattempo, già il 22 febbraio, avrà inizio la campagna dedicata agli ultraottantenni. Si procederà, scrive Spirlì, con la chiamata di tutta la popolazione anziana che è di circa 131.000 persone. Per una maggiore efficacia la vaccinazione sarà condotta dai medici di medicina generale presso i propri ambulatori, ovvero presso i centri di vaccinazione delle aziende sanitarie. Per quanto riguarda i soggetti allettati, sarà effettuata al loro domicilio. Il post del presidente facente funzioni prende in esame anche l'avvio della vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili, affetti da patologie severe, immunodeficienza, rientranti nelle aree di patologia individuate a livello nazionale, identificate sulla base di un maggior rischio e di condizioni di fragilità. La vaccinazione in questo caso verrà effettuata prevalentemente presso i centri specialisti che hanno in carico tali categorie, ma in questo caso non è indicata una data precisa. Al contrario, è stato previsto per il 25 febbraio, presso i centri di vaccinazione ospedalieri e territoriali, previa presentazione degli elenchi da parte dei rappresentanti delle categorie interessate, l'avvio della vaccinazione dei lavoratori dei servizi essenziali, prevalentemente appartenenti alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 18 e i 54 anni e assenza di patologie concomitanti. Allo stato attuale, l'indicazione per questo target di popolazione prevede l'offerta del vaccino di AstraZeneca. I soggetti con età superiore ai 55 anni, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni nazionali, rientreranno nelle chiamate per coorte o per condizioni di fragilità determinate dalla patologia. Slitta al 10 marzo, indicativamente, la vaccinazione del personale scolastico, universitario, docente e non docente, che avverrà presso i centri di vaccinazione ospedalieri e territoriali, previa prenotazione sulla piattaforma fornita da Poste Italiane. Diciamo che parte la campagna vaccinale, ma c'è tutta una struttura che si sta muovendo, tutta una serie di sinergie che si sono e si devono realizzare per arrivare alla soluzione del problema. Intanto siamo stati impegnati soltanto per gli ultraottantenni per quanto riguarda la regione, e la regione ci ha chiesto di occuparci soltanto della vaccinazione in senso stretto, cioè dell'inoculazione del vaccino. Per quanto riguarda tutte le altre cose, quindi di vedere un pochino quali sono i tabulati, di stabilire più che altro quelli che sono quelle persone che andranno a essere vaccinate a domicilio, per le quali verranno organizzate delle unità mobili e attrezzate per vaccinarli, e probabilmente non saremo noi a farlo. Perché? Perché abbiamo
questo vaccino cosiddetto freeze, che deve essere mantenuto una catena, deve conservare una particolare catena del freddo, che per la maneggevolezza, per la conservazione e il trasporto richiede particolare cautela e quindi un'attrezzatura particolare. È anche vero che noi in questa prima fase non eravamo nemmeno, come dire, stati indicati né nel piano nazionale né nel piano regionale vaccinale, però siccome c'è la necessità, come dire, di chiudere in fretta con i pazienti più fragili, dove, in quella categoria dove la letalità è maggiore, quindi stiamo parlando degli ultraottantenni, certamente abbiamo dato la nostra ampia disponibilità. Quindi noi abbiamo dato la nostra disponibilità. I centri li stanno organizzando i distretti insieme ai comuni e quindi questo è il primo passo che si sta facendo. Alcuni comuni stanno già dando dei numeri di telefono per prendere le adesioni dei pazienti ultraottantenni. Ai nostri pazienti vorrei dire che sì, se chiamano il medico di famiglia in questo momento, probabilmente il medico di famiglia in quei comuni dove non hanno dato poi un numero dedicato, eccetera, non ha nemmeno la possibilità di dire come fare la prenotazione. Quindi devi avere un po' di pazienza, perché nei prossimi giorni, così mi è stato riferito, avendo istituito il commissario una cabina di regia per la gestione delle vaccinazioni, e dove in questa cabina di regia ci siamo noi, c'è la Federfarma, c'è la Protezione Civile, ci sono gli enti locali con il loro rappresentante, il sindaco Stasi, e c'è il Dipartimento di Prevenzione, il distretto, medicina legale e tutto. Quindi questa cabina di regia dovrebbe dare un pochino delle linee guida e seguire per la vaccinazione, non solo per gli ultraottantenni, ma anche per quelli su tutta la comunità e la popolazione. Quindi di avere un pochino di pazienza, perché laddove non sono stati comunicati ancora i numeri di telefono dove fare l'adesione, nei prossimi giorni verrà dato. Intanto nei municipi si lavora per attrezzare al meglio le strutture. A Castrolibero è stata individuata la palestra del liceo sportivo proprio come luogo adatto per ospitare le operazioni per vaccinare gli over 80. Questa che vi mostriamo è una delle strutture che ospiterà la campagna di vaccinazione degli ottogenari per il comune di Castrolibero. È la palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore Valentini Majorana e si lavora per mettere a punto gli ultimi accorgimenti prima del via libera da parte del distretto Vallecrati. Lunedì ci sarà già un ulteriore incontro operativo con i riferimenti del distretto sanitario Vallecrati, con i dirigenti, con i servizi sanitari e sociali, la protezione civile, proprio per accogliere le persone. Questo è un luogo, è una palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore che tra l'altro accoglie 1400 studenti e anche il personale docente ed ATA. Noi ci auguriamo, pensiamo, speriamo che questa struttura possa poi successivamente eventualmente essere adatta e continuare a svolgere questa funzione anche per le altre fasi. A Castrolibero sono oltre 600 gli over 80 solo nel comune alle porte di Cosenza e per prenotarsi si è già individuato un modo più semplice rispetto alle piattaforme telematiche. Da un censimento che è già stato effettuato abbiamo oltre 650 over ottantenni. Ovviamente di questi bisognerà capire chi vorrà eventualmente sottoporsi. Io mi auguro, veramente faccio un appello a tutti gli over 80 ma anche a tutti i cittadini, perché è importante vaccinarsi, è importante arrivare ad una immunizzazione comunitaria. Ci si prenoterà attraverso un call center che stiamo predisponendo con 2 numeri dedicati per evitare sovraffollamenti e ovviamente disagi all'utenza, e durante questi colloqui telefonici si effettuerà un primo screening insieme ai medici di base. I numeri per prenotarsi, fa sapere il sindaco, saranno resi noti ad inizio settimana. Già da lunedì, al massimo martedì mattina, saranno disponibili, ci si potrà prenotare ovviamente con i medici di base che dovranno anche, e con, adesso ci auguriamo anche sicuramente con l'ASP che dovrà gestire tutta questa fase. Vediamo invece le strutture che sono state individuate a Corigliano Rossano, ne abbiamo parlato con il sindaco Stasi.
Questa che vedete alle nostre spalle è una delle strutture che è stata scelta per la campagna vaccinale. Siamo con il sindaco, adesso parleremo con lui proprio dei tempi, cioè quando sarà possibile partire. Ma noi abbiamo già fatto una riunione operativa ieri per quanto riguarda l'area ionica e dovremmo riuscire a partire credo alla fine della settimana entrante, massimo all'inizio della prossima settimana. Abbiamo già individuato alcune sedi, questa è una di quelle individuate, c'è il centro d'eccellenza nello scalo di Corigliano, abbiamo intenzione di allestirne, le abbiamo già individuate, però dobbiamo ancora fare il sopralluogo con i tecnici dell'azienda sanitaria, anche delle sedi ai 2 centri storici a Schiavonea. L'idea, così come ho detto al commissario alla Regina nel corso della riunione di lunedì scorso, è quello di avere più livelli. Ci sarà un livello dei medici di base, ci sarà il livello della vaccinazione gestita da comune e da distretto. Tutto questo però ovviamente va gestito e organizzato bene. Per questo sono molto felice del fatto che ieri il commissario della Regina abbia accolto la nostra proposta di istituire una task force, in cui peraltro abbiamo messo dentro, oltre ai medici di base, anche Federfarma, perché credo che soprattutto nei paesini piccoli, che non devono essere dimenticati, sia importante il ruolo del medico di base, ma sia importante anche il ruolo della farmacia, se è presente. Insomma, c'è bisogno di una sinergia, di una grande sinergia istituzionale, c'è bisogno di una sinergia generale anche fra chi si occupa in generale di farmaci, di medicina. Anche perché una task force importante, ci sono circa 9 moduli, pare, da compilare per ogni cittadino. Ce lo conferma? Sì, la parte amministrativa è una di quelle che paradossalmente ha preoccupato di più, tant'è che nella conferenza dei sindaci, che credo convocherò nei primi giorni della prossima settimana, sensibilizzerò tutti i colleghi, perché in pratica una delle raccomandazioni, delle richieste che ci è stata fatta è quella, i comuni che possono farlo, di ausiliare un po' il processo dal punto di vista amministrativo. In questo momento, così come Giovanni Greco, che ho avuto il piacere di sentire, un po' ognuno si sta organizzando nell'interlocuzione con il distretto. L'idea è quella comunque da qui alla prossima settimana di avere un'organizzazione più organica, più strutturata. La parte amministrativa è una di quelle che preoccupa. Va coinvolto anche il terzo settore, vanno coinvolto il volontariato, la Croce Rossa, la Protezione Civile, tant'è che nella task force c'è il responsabile provinciale della Protezione Civile. E anche a Rogliano, nella zona del Savuto, l'amministrazione insieme agli operatori del distretto sanitario hanno individuato il luogo adatto proprio per ospitare la campagna vaccinale per gli over 80. Anche nell'area del Savuto è stato individuato il luogo dove si potranno effettuare le vaccinazioni agli over 80, come ci conferma il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare. Anche qui previsto il via nella prossima settimana. Questa proficua collaborazione che ormai da tempo stiamo avendo con il distretto sociosanitario Cosenza Savuto, abbiamo individuato già una struttura idonea per effettuare le vaccinazioni, una struttura in pieno centro cittadino, riscaldata, completa di servizi, con ampio parcheggio e spazi per consentire una corretta organizzazione e quindi vaccinazione in totale sicurezza. I numeri sono oltre quasi 500, quelli degli ultra ottantenni, per effetto appunto del censimento che abbiamo fatto e degli elenchi che abbiamo spedito all'ASP. È chiaro che noi abbiamo iniziato, siamo portati avanti, abbiamo fatto una campagna pubblicitaria, abbiamo già attivato un numero dedicato dove già da 2 giorni c'è stata una massiccia presenza di persone che vogliono manifestare volontà a farsi il vaccino, e quindi ci siamo portati avanti. La cosa che sta uscendo fuori da queste intenzioni appunto di fare il vaccino, appunto c'è una preoccupazione per le categorie fragili. Ci sono molti anche giovani, dai 50enni in su, che ritengono necessario fare già da subito, insieme agli ultra ottantenni, la vaccinazione. Questo è l'elemento che è uscito fuori da questi primi 2 giorni di adesione. Ovviamente ci porteremo avanti, stiamo utilizzando i canali social, ma soprattutto stiamo utilizzando personale del comune che va proprio porta a porta a consegnare questo modello per poter fare l'adesione, e quindi poi consegneremo, spero la settimana prossima, all'ASP, e quindi ci daranno un calendario per poter attivare le vaccinazioni. E vediamo invece adesso l'organizzazione sempre per i vaccini agli over 80 a San Basile.
Parte anche a San Basile la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 per gli ottantenni e ultraottantenni. Questo è stato deciso dopo il confronto con i sindaci del Polline e dell'Esaro con il direttore sanitario del distretto Francesco Di Leone, incontro tenutosi presso la sala consiliare di Castrovillari. Abbiamo proprio in queste ore contattato tutti i cittadini che superano quest'età proprio per avere la loro adesione in questo piano di vaccinazione che avverrà qui a San Basile presumibilmente tra venerdì e domenica prossima presso le scuole medie, dove grazie anche all'aiuto dei medici di base del paese faremo questi vaccini. Inoltre tenteremo anche di fare i vaccini a tutte quelle persone fragili, ovvero che hanno delle patologie particolari. Sindaco Tamburi, come vi siete organizzati? Utilizzeremo dipendenti comunali che sono stati formati in questi giorni dall'ASP, quindi hanno seguito un corso specifico proprio per essere pronti ad inserire tutte le informazioni ed assistere i cittadini durante la fase di vaccinazione. Proprio perché ci teniamo fortemente a fare presto e a fare bene, perché vaccinare in questa fase è probabilmente l'unica soluzione affinché il virus poi venga contenuto e quindi non possa dilagare. Quanti sono i cittadini ottantenni e ultraottantenni da vaccinare? Abbiamo 118 cittadini ultraottantenni più tutti coloro che hanno invece patologie particolari che si aggiungeranno in una seconda fase. E adesso la denuncia del segretario provinciale dell'Ordine dei Medici e degli Infermieri, di Cosenza Sposato, che dice mancano i guanti. Forte la denuncia del presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Cosenza. Lavoriamo a mani nude, dice, senza materiale di protezione. Mancano i guanti, non è tanto il numero dei guanti che manca, ma anche la qualità dei prodotti. Alcuni basta un soffio di vento perché si rompano. Un passaggio poi sulla campagna di vaccinazione per gli over 80. C'è una task force dove ci sono tutti, ma non ci sono quelli che fanno i vaccini, cioè gli infermieri. Cioè, ogni volta ci sono le associazioni di volontariato, ci sono i politici, ci sono i Federfarma, ma nessuno coinvolge mai gli infermieri. Questa è veramente ridicolo, cioè, siamo veramente al paradosso. Ma c'è il numero di infermieri sufficienti per sostenere una campagna di vaccinazione così massiccia? Secondo me no, tant'è che in Calabria ancora non abbiamo speso i soldi del decreto rilancio e questi soldi torneranno alle regioni virtuose perché nessuno ha istituito la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità che è previsto nel decreto rilancio, che ha detto alle regioni: vi diamo i soldi, assumete queste figure. Nessuno lo fa. Torniamo invece adesso ad occuparci del porto di Bagnara, perché dopo l'inchiesta che ha coinvolto la storica struttura strategico-turistica della cittadina di Bagnara, i cittadini si chiedono quale futuro l'attende. Dopo il sequestro del porto turistico di Bagnara avvenuto 8 giorni fa a seguito di un perfetto lavoro dei carabinieri coordinato dalla Procura di Reggio, il futuro dell'infrastruttura diventa un argomento centrale. Nell'attesa degli esiti che l'inchiesta farà registrare, ricordiamo che l'accusa è di sversamento di rifiuti nei fondali marini e di violazione delle leggi in materia di lavoro, si pensa a cosa si potrà fare dopo e al valore non solo attrattivo che l'infrastruttura potrà rappresentare. C'è intanto un atto di sostanziale condivisione dell'opera dei carabinieri da parte della locale amministrazione, ma c'è pure la ferma volontà di operatori turistici e rappresentanti di associazioni ambientaliste di evitare ulteriori scempi in futuro. Le bellissime immagini che vi abbiamo proposto appunto una settimana fa risultano quasi un ossimoro con la quantità e particolarità di rifiuti lanciati in mare nel tempo. Da una parte la bellezza dei fondali, dall'altra l'offesa violenta al patrimonio naturale di questo tratto di mare. Mai più dovrà accadere, e adesso il mantra che tutti ripetono, ma forse c'è la convinzione di fare meglio, anzi diversamente, nel prossimo futuro. Speranza e un nuovo impegno potranno permettere di cambiare pagina una volta per tutte. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Cosenza e Reggina in campo domani per affrontare 2 sfide decisive dopo il derby di lunedì scorso. Gli Amaranto affronteranno al Granillo il Pordenone nel primo pomeriggio e poi alle 21 i Lupi sfideranno in trasferta il Lecce.
Il Cosenza è in trasferta a Lecce e non può essere una partita qualsiasi. I 39 precedenti tra le due formazioni sono parte della storia del calcio meridionale, partite che hanno lasciato il segno o comunque sfide avvincenti caratterizzate da gol ed emozioni. I rossoblù di Roberto Chiuzzi vogliono scendere in campo dando continuità al secondo tempo del derby con la Reggina, giocando da squadra consapevole dei propri mezzi e capace di mettere in difficoltà chiunque, anche una big come la formazione salentina. Noi giochiamo sempre con la nostra identità, è quello che noi siamo, è giusto che una squadra di calcio si allena per poter mettere in campo la propria identità e soprattutto mettere dentro a sto punto tanta attenzione, in ogni momento tanta attenzione, perché una squadra che comunque cerca di far gioco ci sta che a volte sei molto preso dal voler costruire, però quando costruisci devi sempre stare attento a ciò che può essere il problemino, perché il problema è sempre dietro l'angolo, quindi devi essere guardingo su tante situazioni. Capitolo formazione non dovrebbe discostarsi molto dall'11 visto in campo nel derby. Certo, il tecnico tiene in considerazione la verve di Balulì. Non è escluso che il giovane francese scenda in campo dal primo minuto. Le valutazioni sono tante, noi abbiamo lì davanti varie soluzioni, devono stare tutti pronti, valuterò oggi nella rifinitura chi andrà in campo domani sera. E se il Cosenza si fa forte della ripresa giocata al Marula, la Reggina vuole dimenticarla al più presto. L'atteggiamento degli Amaranto dovrà cambiare necessariamente per conquistare un risultato utile contro il Pordenone. Il tecnico Baroni dovrà sciogliere qualche dubbio nel reparto difensivo. Gli acciaccati non sono del tutto recuperati, mentre in avanti si ripropone la scelta tra l'attacco di peso con uno fra Denis e Montalto o l'utilizzo del falso 9, come avvenuto per gran parte del derby calabrese. Adesso la rubrica dedicata ai libri a cura di Rosalba Baldino. Bookmania ci ha fatto scoprire tanti ragazzi appassionati alla lettura che si cimentano con la scrittura nuovi linguaggi a coniugare tradizione e innovazione. È il caso dell'autrice di oggi. Vi lasciamo con Alessia Cipolla. La mano degli ultimi incontri è un libro che nasce da molto lontano, ovvero dalla mia passione coltivata sin da bambina per la lettura e per la scrittura, ma soprattutto è un libro che nasce dalla sinergia con i lettori che mi hanno sostenuto durante la campagna crowdfunding attivata dalla casa editrice Buca Book e che ha permesso alla mia semplice storia di diventare un libro vero e proprio. Questo libro parla della storia di Maya, una giovane donna cresciuta all'ombra del grande amore che si ritrova a fare i conti con l'abbandono del marito dopo un episodio assai tragico della loro vita coniugale. Questo la porterà in Messico a compiere un viaggio per rimettere insieme i pezzi della sua vita e in qualche modo per ritrovarsi, per ritrovare se stessa e quella forza che credeva di aver perso. Un libro che si rivolge ai sognatori, a chi ama le storie intense e a chi ovviamente non si arrende mai, un po' come me e come tutti coloro che mi hanno sostenuta. Lo trovate finalmente in libreria e prestissimo anche su Amazon e IBS. Adesso è il tempo previsto per le prossime ore in Calabria, il nostro meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'ormai prossimo weekend sulla nostra regione sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, con clima gradevole favorito da un robusto anticiclone di matrice subtropicale posizionato sul Mediterraneo centrale. Da segnalare la possibile formazione di banchi di nebbie e foschie nelle notte e nel corso delle prime ore del giorno nelle zone vallive e sui litorali ionici. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nottetempo e prime ore del giorno possibili foschie o banchi di nebbia nelle zone vallive e lungo i litorali ionici. Temperature in leggera diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani mari poco mossi con venti di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci.